Amici di Directa Sport, buonasera dalla palestra Pertini di Cagliari, dove sono pronti a darsi battaglia Sandalion Quartu Pallavolo Decimo Mannu per il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C1 maschile Girone 1. Una gara molto attesa perché in palio ci sono i punti importanti per la classifica, per le due squadre che stanno lottando per i loro rispettivi obiettivi. Due squadre che adesso sono già schierate sul parquet della palestra e sono in campo questi due sesteti. Da una parte la Sandalion Quartu con Sanna, Angius, Caredda, Taccori, Staffa, Piras e libero Musiu, mentre dall'altra parte Decimo Mannu scende in campo con Afflitto, Caria, Alessio Caria, Stefano Caria, Meloni, Nocco, Cassaro e Litera, il 23, che è il giocatore che poi è pronto a subentrare. Quindi una partita molto attesa perché c'è per entrambe le squadre una opportunità, quella soprattutto per il Decimo Mannu, di provare a rilanciarsi in classifica. La Sandalion Quartu sta aspettando i primi punti di questo torneo e allora si parte subito con il palleggio, con la schiacciata subito fuori di Afflitto, viene deviata con il tocco e quindi siamo 1-0. Il primo punto va a Decimo con il diagonale di Afflitto che è stato deviato e messo fuori. Alla battuta c'è il tocco con il nastro, alza il numero 17 della squadra di casa. Adesso c'è il palleggio, sempre il palleggiatore per il tentativo in diagonale e il primo punto anche di Angius all'opposto della Sandalion con un diagonale che viene messo fuori in tocco da parte della difesa. Primi punti anche per la squadra di casa con l'opposto Angius in diagonale, adesso in battuta con la ricezione sbagliata da parte di Cassaro. Non è riuscito a tenere il servizio insidioso della Sandalion che si gioca il 2-1 sul punteggio. Va alla battuta al salto, c'è il tocco e l'intervento di Nocco che però è sbagliato e quindi c'è il secondo punto in battuta per Taccori. Sarà lui a incaricarsi della terza battuta al salto. Questa volta è buono il palleggio di Nocco, il pallonetto di Afflitto dà l'opportunità, questa volta sbagliata da parte della Sandalion e quindi il secondo punto anche per Decimo Mannu. Afflitto in battuta, aspetta a lui, si fa vedere nella ricessione Musiu e lui con l'alzata di Sanna prova il tentativo ancora dal diagonale, ci riprova per la seconda volta, questa volta va a segno con il numero 2 Caredda, un diagonale deviato e quindi va a punto, va al salto preciso al centro, quinto punto per Quartu con l'ace in battuta, il primo ace della serata. Alla seconda opportunità in battuta con Quartu avanti 5-2, questa volta la difesa è buona con gli arbitri che danno il tocco della difesa e quindi 5-3 in battuta Alessio Caria, 5-3 il punteggio. Il numero 31 Alessio Caria al salto, buona la ricezione di Musiu, adesso c'è l'ottimo tentativo, ancora un fallo fischiato dagli arbitri e quindi punto numero 6 per Quartu.
Va Angius in battuta. Questa volta è troppo lunga la battuta di Angius, l'opposto della Sandalion ha messo fuori il suo tentativo. Ci prova adesso Litter a rispondere con la battuta al salto. Si ferma sul nastro e quindi altro punto per Quartu. La Sandalion che resta avanti. Una gara subito accesa, un ace e diversi punti in schiacciata. Ora sono 7-5 perché la battuta adesso è troppo lunga e quindi 7-5 per Sandalion Quartu. Il tentativo adesso in battuta di Decimo, il controllo, alzata questa volta salvata da Littera che però non la tiene, quindi punto numero 8 per Quartu. Nuova opportunità per la squadra di casa. La prende Nocco, alza per il tentativo di afflitto, viene tenuta comunque la palla in gioco. Grande difesa di Quartu che però non può niente il muro su questo intervento di Caria, che da punto numero 6 per Decimo, 8-6 conduce ancora Quartu. Va in battuta proprio lui, Stefano Caria, per il tentativo di battuta al salto. La tiene Musiu, l'alzata, il pallone resta lì, poi cade nel campo, dà l'opportunità alla schiacciata per Littera, viene tenuta, tiene anche in ricezione Cassaro e poi prova la schiacciata vincente Afflitto con il pallone che è stato deviato. 8-7, sempre Quartu avanti. Musiu non riesce a metterla dritta, però la salva comunque Quartu. Poi c'è il tocco sotto, l'opportunità per la schiacciata, però non la tiene, così offre il campo libero ad Alessio Caria per il tocco che vale il punto numero 8. Trova il primo pari la squadra ospite con Decimo Mannu che era sotto per quasi tutto il match. 8 pari adesso al primo time out chiesto per parlarci su. Dicevamo una partita importante questa per entrambe le squadre, soprattutto per la Sandalion Quartu alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Sono 3 le partite finora disputate. Il primo set vinto è arrivato proprio la settimana scorsa contro addirittura la capolista Tortolì. C'è stato il primo set vinto 25-22 e il primo set vinto la scorsa settimana dalla squadra di casa che oggi vuole trovare la sua prima vittoria in questo campionato. Di fronte c'è Decimo che prova a controllare, questa volta è buona la schiacciata di Taccori, la deviazione della difesa di Decimo che non mantiene il pallone in campo, quindi punto numero 9 con Sanna che si occupa della battuta. La palleggia con il tentativo di schiacciata di Caria. Per gli arbitri c'è un fallo e quindi 9 pari. Meloni va alla battuta.
Musiu la tiene, Sanna per l'alzata che va lungo, il tentativo di Takori e quindi rimette di nuovo in corsa Decimo, che va alla battuta con Meloni, la tiene lì, l'alza da dietro Musiu, opportunità al salto per Cassaro con il tocco vincente, quindi 11° punto per Decimo Mannu, 11-9, il sorpasso effettuato prima con il 10-9, ora 11-9 Decimo, alla battuta sempre Meloni, fa lui, la tiene Musiu, Sanna prova l'alzata, questa volta non è buona per la schiacciata e allora ci prova invece Littera, ottima difesa con la Sandalion che però deve rimettere la palla dall'altra parte della rete, dando l'opportunità, grande muro qua della Sandalion, non riesce a salvare il pallone, sfortunato nel tentativo di raggiungere il pallone Takori, cespica sulla pedana dell'arbitro e quindi non riesce a salvare il pallone. 12-9 per Decimo, è sempre in battuta Meloni, la tiene Sanna per l'alzata, sempre con il diagonale vincente di Angius, l'opposto della squadra di casa, grande attacco per lui, punto per Quartu che resta in scia e dà l'opportunità di una nuova battuta, la tiene lì, prova il tocco sotto, grande muro di Decimo, riprova la schiacciata, questa volta con il salvataggio di Decimo, la rimette dall'altra parte, c'è l'alzata nel campo opposto con l'errore di Decimo in ricezione e quindi il punto va a Quartu. È una nuova opportunità per Takori in battuta, va lui al salto, buona la ricezione di Littera, l'alzata per il grande intervento di Alessio Caria, punto per lui, 11-13, Decimo mantiene le due lunghezze di vantaggio e va in battuta afflitto con la ricezione. Sanna la smista ancora per l'ottima schiacciata di Angius che va a segno. E allora è battuta per Quartu, va al salto, il nastro sporca la traiettoria, quindi Sanna alza ancora per Angius che viene fermato e poi sbaglia il suo tentativo Cassaro e dà l'opportunità a Quartu di risalire la china in questo primo set. Ancora una battuta al salto efficace, prova dall'altra parte, grande la schiacciata, questa volta di Cassaro che trova il buco giusto nella difesa di Quartu per piazzare il 14° punto, 14-13. Va in battuta Caria, ottima difesa di Musiu, prova il primo tempo ma la tiene Decimo, nuova opportunità Sanna, questa volta l'attacco non era efficace con Caredda, però c'è l'invasione, quindi punto per Quartu.
Sandalion che trova Dai ragazzi, forza subito, dai! il punto per rimettersi in corsa in partita in questo primo set. Va con la battuta al salto Angius, la mette dall'altra parte, buono l'attacco di Cassaro, viene tenuta lì Sanna a cercare l'alzata, ma c'è l'intervento degli arbitri, irregolare l'intervento di Staffa e quindi punto decimo, 15-14 per gli ospiti in battuta Littera. Va lui al salto, buona la ricezione, tiene lì Sanna, alza ancora per Angius, il tocco è sbagliato e allora punto numero 16 per la squadra ospite, 16-14. Nuova battuta al salto per Littera. Stavolta il nastro a sporcare la traiettoria, Sanna prova ad alzarla ancora per Angius, non bene, e quindi opportunità per il tocco di Stefano Caria che riesce a trovare il tocco giusto. Niente da fare per la difesa di Quartu. Nuova opportunità sempre al salto per Littera. Questa volta troppo lunga la sua battuta e quindi palla che va a Caredda per il suo turno di battuta. Caredda al salto, lunga di poco e quindi punto numero 18 per decimo, 18-15 in questo primo set per decimo. Buona la ricezione, Sanna sceglie il palleggio per Taccori che fa punto. E lascia la battuta a Staffa, il centrale della Sandalion Quartu. Lui a piazzarla, la tiene Littera, poi prova con la sua schiacciata, buona la difesa di Quartu, apertura ancora per il tentativo di Caredda, tenuto lì il pallone che poi finisce in terra con Taccori con il tocco beffardo sotto, mette a segno il suo punto e rimanda in battuta Staffa per il secondo punto di seguito per la Sandalion Quartu. La piazza sempre per il libero Nocco, alzata per la schiacciata di Afflitto con il tocco che vale punto per Quartu, che torna prepotentemente in partita, 18 pari al secondo time out della partita. Allora noi prendiamo qualche secondo di pausa. Siamo ritornati alla palestra Pertini di Cagliari, 18 pari tra Sandalion Quartu e Pallavolo Decimo Mannu per questa sesta giornata del campionato di Serie C. Buona la difesa di Nocco, il palleggio per Afflitto, sbaglia e quindi punto per Quartu che torna a condurre dopo essere stata sotto per la parte centrale del primo set, 19-18, quindi sorpasso di nuovo per Quartu che era partita bene in questa partita. Poi c'è stato il ritorno di Decimo che ora ci prova con la schiacciata di Stefano Caria che però sbaglia e quindi altro punto Quartu, 20-18.
il punteggio. C'è il cambio con Afflitto che lascia il terreno di gioco. Lascia anche Cassaro il terreno di gioco, entra Elia Frongia, era in ballottaggio proprio con Cassaro alla vigilia, poi Cassaro è riuscito a strappare la maglia da titolare. 20-18 con battuta Quartu. La tiene lì, il palleggio per la schiacciata di Nicola Schirru. 20-19. In battuta Caria, la tiene Musiu, Sanna prova a cercare sulla banda Taccori, sbaglia però e concede il 20° punto a Decimo. 20 pari in questo primo set molto equilibrato tra le due squadre. Finora non c'è stato un parziale da nessuna delle due squadre che ha permesso di allungare, e allora sono lì punto a punto. Qua Schirru è costretto a ributtarla dall'altra parte, Sanna sceglie ancora Taccori per la schiacciata, non trova il tocco di nessuno, quindi è 21° punto per Decimo Mannu. Ancora Stefano Caria in battuta, 20-21 per Decimo. Non riesce a tenere lì la battuta Caredda e quindi punto in battuta per Caria che si riporta in battuta. Però prima c'è il time out sul 22-20 per cercare di gestire questi ultimi punti del primo set, ma le squadre sono lì, 22-20. La partita di andata che si è giocata a inizio mese ha visto la vittoria del pallavolo Decimo Mannu per 3-0, 25-20, 25-23, 25-21 i parziali di quel match, con la Sandalion che sta cercando di far crescere i suoi. L'obiettivo per questa stagione è quello, per la squadra di Lello Idili che ha tanti giovani in campo, ha necessità di farli crescere, ci sta anche riuscendo. Musiu, Sanna sceglie ancora Taccori, il pallone viene deviato dal muro ma fuori, e quindi buono il time out, perché 21° punto di Quartu che accorcia una lunghezza solo di differenza. Battuta lunga, la tiene lì, e poi il tentativo che non va a buon fine di Schirru perché c'è il tocco, e quindi punto Quartu, 22 pari. Ancora in battuta Quartu. La tiene Schirru, poi il pallone va dall'altra parte. Questa volta è la difesa della Sandalion che non tiene su il pallone, quindi 23° punto per Decimo Mannu che è a 2 punti dal primo set. In battuta Meloni, il palleggiatore di Decimo. La tiene Caredda, poi mette su Sanna, ci prova ancora dalla schiacciata di Quartu, tiene bene la difesa ancora di Decimo. Nuova opportunità per Quartu, cerca il diagonale ma grande muro a 2, questa volta è il libero di Decimo che la tiene lì. Scambio lungo questo, con il tentativo in schiacciata ancora di Quartu.
prova il tocco sotto, ma è nuova opportunità per Decimo. Sanna prova a cercare ancora in posto 4. Reggono bene le due difese, più efficaci degli attacchi in questa fase. Poi serve il punto di Schirru per avere la meglio su questo lunghissimo scambio tra le due squadre. 24-22, lo scambio più lungo del match, con Decimo che la spunta e ha il set point, sempre con la battuta. Sanna prova ancora con il pallone per Angius, che non riesce a metterla in campo, e quindi 25esimo punto, primo set va a Decimo. 25-22 il primo parziale, e allora si cambia campo e quindi per noi una piccola pausa e torniamo qua per il secondo set. 3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua 4 ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service, e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Siamo tornati dalla palestra Pertini di Cagliari, dove è in corso la sfida tra Sandalion Quartu contro Pallavolo Decimo Mannu, la partita per la sesta giornata del campionato di pallavolo maschile Serie C, girone C1. Il primo set è andato a Decimo Mannu, 25-22 per gli ospiti, che stanno conducendo dopo un primo set comunque molto tirato, perché nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere per gran parte del punteggio alla prima parte di gara, quindi 25-22, quasi punto a punto si è giocata il primo set, con Quartu adesso in ricezione, prova la schiacciata Taccori, viene tenuta ma non tanto da poter rilanciare il proprio gioco offensivo, quindi 1-0, il primo punto del secondo set va a Quartu. Seconda battuta, la tiene lì per la nuova azione offensiva con la schiacciata vincente di Angius per il 2-0. Sempre battuta per Sanna. Va ancora lui, la tiene il
Tentativo di Decimo, questa volta va a segno. 2-1. Buona la diagonale in questa circostanza. Ha trovato il campo aperto per il punto numero 1 anche per Decimo in questo secondo set. Meloni in battuta, il palleggiatore di Decimo. Musiu per Sanna, buona la schiacciata di Angius come la ricezione e poi il tentativo di Caria, però falloso, e quindi 3-1 quartu. Ancora una opportunità in battuta per quartu con il salto Taccori. La tiene lì, il palleggio questa volta sbagliato da parte di Angius e quindi 4-1 per quartu. E nuova battuta per Taccori. Va lui al salto, alza Angius per il tentativo vincente questa volta. Punto numero 2 per Decimo, 3-2, 4-2 il vantaggio per quartu. Adesso in battuta va Afflitto. La tiene Musiu. Dà l'opportunità per una seconda schiacciata vincente da parte di Angius. Punto per lui. Numero 5 per quartu in questo secondo set. E Piras ad andare in battuta. Buona la ricezione. Il tentativo di schiacciata viene bloccato. Ancora la schiacciata di Angius è ancora vincente. Funziona il posto 2 della Sandalion quartu, secondo punto di seguito, e 6-2. Sempre in battuta Piras al salto, troppo lungo, non di molto. Ma è 6-3 con la battuta questa volta di Alessio Caria. Buona la ricezione di Taccori, l'alzata per il tentativo vincente da parte di Caredda, che trova la schiacciata vincente, e il punto numero 7. Buono l'avvio di secondo set da parte della Sandalion. Sta trovando più facilità nelle schiacciate dal posto 2 al posto 4. Adesso il tentativo di schiacciata di Littera, muro vincente per quartu e punto numero 8 per l'allungo. 5 lunghezze di distanza, massimo vantaggio in questo match finora per una delle due squadre. Infatti Caredda chiede il time out per parlare con i suoi e per cercare di provare a recuperare uno svantaggio. 8-3 in questo secondo set. Dicevamo il parziale più ampio rispetto al primo tempo, molto più combattuto. E quindi 8-3 il vantaggio è battuta per quartu con Angius sul pallone. Numero 5 di quartu con la battuta bloccata. Allora, primo tempo però bloccato dalla difesa sempre di Angius.
Buono qua il muro di Quartu, dall'opportunità per la schiacciata di Caredda tenuta dalla difesa di Decimo, ma è ancora nuova opportunità per il tentativo di Caredda, fermato, e allora serve un muro sbagliato di Quartu per trovare il punto numero 4 a Decimo. 8-4 in questo secondo set. Battuta per Littera, Alessio Littera, questa volta non va al salto, la tiene Musio e prova adesso sempre Caredda, fermato, qua non può attaccare Decimo come vorrebbe, allora dà a Caredda l'opportunità, che però non riesce a mettere a segno il numero 2 di Quartu. Punto numero 5 quindi per Decimo Mannu. Secondo punto di seguito, ancora seconda battuta per Littera. Questa volta prova la battuta al salto, potente ma bloccata bene da Musiu, prova il palleggio, qua non è efficace l'attacco di Quartu, allora l'opportunità ancora per Littera, opportunità sbagliata dal numero 23 di Decimo, troppo lunga la sua schiacciata e quindi 9-5 per Quartu che resta avanti. La Sandalion, l'opportunità in battuta per Caredda. Va lui al salto, il pallone è troppo lungo e quindi sesto punto Quartu, Decimo, 9-6. La tiene Musiu, alzata per il tentativo di schiacciata due volte per Taccori, tiene tutte e due le volte la difesa, prova il tentativo anche Staffa, tiene bene la difesa sia di Decimo che di Quartu. Tanti errori adesso in schiacciata, tanti errori ma non quello decisivo per il punto di Decimo, il settimo, con la schiacciata vincente, questa volta di Afflitto. Niente da fare per la battuta al salto di Cassaro e quindi 10-7 per Quartu. Cambio deciso ancora da Decimo, entra di nuovo Elia Frongia, esce Cassaro. In battuta Staffa per Quartu, prova a piazzare, la tiene lì proprio al Netrato Angels e poi il punto di Decimo. Niente da fare per il tentativo di salvataggio da parte di Angius e quindi ottavo punto per Decimo Mannu. Va in battuta, tiene Sanna, prova il tentativo di Taccori, viene tenuto, poi Littera dà una nuova opportunità a Quartu, la terza di seguito, ancora Taccori, viene fermato. Bene il muro della Sandalion con le proteste di Decimo, ma per gli arbitri è l'11° punto per Quartu. Protesta ancora Elia Frongia.
tiene lì Decimo, nuova opportunità, sempre il tentativo, questa volta vincente da parte di Decimo, punto numero 9, 9-11, funziona ancora la diagonale, quindi ancora Angius. Allora è Meloni in battuta. Ho mandato un messaggio a lei. Ha ragione. L'alza per la schiacciata potente di Angius, viene tenuta, allora ci prova Decimo con il tentativo di afflitto che va sul muro di Quartu che esce fuori, quindi ritorna in partita Decimo. Va Meloni, ancora la sua seconda battuta, la tiene lì, prova a attaccare Taccori, la tiene Decimo ma non riesce a rimetterla in gioco e quindi 12° punto, efficace la schiacciata di Taccori a mettere in difficoltà la difesa di Decimo, ha provato a tenerla ma è arrivato il punto numero 12. 12-10 per Quartu che resta avanti. Ma il pallone arriva a Taccori che avrà l'opportunità dopo la schiacciata vincente di prima di rimettere in gioco per il suo turno di battuta. 12-10 per la Sandalion Quartu, la tiene la difesa, nuova opportunità per Musiu, alza per il tentativo di Angius, sbagliato però il palleggio e quindi il punto numero 11 per Decimo. Musiu, ancora San, sceglie ancora Angius e questa volta la schiacciata vincente è per Alessio Caria che trova il campo giusto e rimette tutto in parità, 12 pari. È ritornata Decimo in partita dopo essere stata sotto. Qua esce troppo largo il tentativo di battuta di afflitto e quindi punto numero 13 per Quartu che mantiene adesso un punto di vantaggio. Battuta al salto potente ma troppo esterna di Piras che è entrato in campo per provare la sua battuta, niente da fare per lui e quindi punto Decimo, va Alessio Caria in battuta. La tiene Quartu, poi non riesce a trovare la sua schiacciata, l'opportunità, Littera si salva in un primo momento Decimo, però era comunque efficace il tocco di Caredda a bloccare Littera, poi il pallone non è riuscito, il tentativo d'attacco a salvare Decimo e quindi punto numero 14 per Quartu che va in battuta con Angius, la tiene lì e poi la schiacciata vincente di Staffa dal centro, campo aperto e quindi punto numero 15. E ancora un turno di battuta per Angius. Va Angius, potente, Meloni la alza per il tocco vincente di Elia Frongia
Punto numero 14. Una lunghezza avanti ancora Sandalion Quartu in battuta, va Littera. Al punto di battuta nel frattempo si cerca di sistemare il campo prima della ripresa del gioco con Littera sul pallone. Littera che sta rimettendo in campo per cercare il punto numero 15, 15-14 per Quartu in questo secondo set. Il primo è andato a decimo, 25-22. Un primo set molto combattuto, anche questo secondo dopo un primo break e buon parziale di Quartu, poi c'è stata la rimonta di decimo e adesso 15-14 per Quartu. Caredda viene murato, muro efficace da parte del duo Meloni-Caria. Ancora un pari, 15 e Littera ancora in battuta. Battuta al salto per Littera, grande difesa di Taccori, per gli arbitri comunque è infrazione e quindi punto numero 16. Sorpasso decimo, ancora battuta per Littera. Efficace oggi la battuta di Littera. Va al salto di nuovo, potente sempre su Taccori, questa volta la tiene bene, poi prova con Caredda, dall'opportunità per il tocco vincente di Elia Frongia. Niente da fare per il tentativo di difesa in tuffo da parte di Taccori e quindi punto numero 17 per decimo. Questa volta va sopra di 2, intanto esce Caredda, fa il suo ingresso Francesco Cocco in campo con Littera sempre in battuta, ancora un tentativo per lui. Il terzo tentativo, questa volta il pallone va fuori. 17-16. La battuta spetta a Quartu. Va proprio il nuovo entrato Francesco Cocco. Andrà lui in battuta a cercare il punto numero 17. Buona la difesa con il primo tempo letto bene dalla difesa di Quartu. Nuova opportunità Sanna per Taccori, questa volta viene bloccato l'attacco di Quartu, l'alzata di Meloni e l'intervento vincente per decimo che va a 18. 18-16. Ancora due lunghezze di vantaggio per gli ospiti. Bene qui l'azione offensiva dei ragazzi di Caredda con il tentativo in battuta che sarà di Elia Frongia. La tiene Cocco, mette la lettura del primo tempo perfetto per Staffa, il centrale di Quartu, che mette a segno il punto numero 17. Ritorna sotto di 1 soltanto Quartu. Ora nuovo ingresso, entra Antonio Magia, un altro giovanissimo della squadra di Quartu, che sta facendo crescere i propri giovani
in una stagione comunque molto difficile, che comunque prosegue bene oggi. 18 pari adesso in questo secondo set. Si sta giocando di nuovo punto a punto, sono tornate le due squadre a giocarsela punto a punto in questo secondo set dopo i due break, il primo di quarto per il primo allungo e poi quello di decimo per il recupero. E ora siamo sul 18 pari. Tiene Staffa, prova il tentativo proprio di Magia, tentativo vincente di Magia che trova il tocco da parte di decimo, il pallone esce, quindi 19esimo punto per i padroni di casa, 19-18, ancora in battuta Staffa. L'opportunità con il primo tempo ben murato da parte di Quartu, che ha adesso l'opportunità con il tentativo letto bene di Angius. Prova Taccori con il muro vincente, questa volta sempre Meloni Caria, muro vincente e quindi nuovo pari, 19. Battuta decimo. 19 pari, secondo set oggi. Adesso buona l'intervento di Musiu, il pallone per Taccori viene sporcato dal muro, nuova opportunità, questa volta vincente con Afflitto che riesce a trovare il buco giusto per il punto numero 20. E ancora un'opportunità in battuta per decimo. La tiene Cocco, l'alzata per la schiacciata di Angius, ben tenuta dalla difesa, poi Taccori con il pallonetto, ma c'è l'infrazione da parte di decimo e quindi 20 pari. Vassan in battuta per la Sandalion, sbaglia però la sua battuta, 21-20 per decimo. Meloni, il palleggiatore della squadra ospite, in battuta. La tiene Cocco, Sanna alza, ancora per Taccori, questa volta dalla parte opposta e quindi punto numero 21 anche per Quartu, che resta in scia. Punto a punto in questo secondo set, 21 pari, ancora in battuta Taccori, la tiene Afflitto, poi la schiacciata di Littera non tenuta e poi il tocco di Caria a metterla a terra per il punto numero 22 per decimo, 22-21. Afflitto in battuta. Cocco la tiene, Sanna ancora per la schiacciata di Angius, questa volta è vincente, niente da fare per la difesa di decimo, 22 pari. Si va alla ricerca del pallone in questa partita, 22 pari il secondo set, con Quartu alla ricerca del secondo set vinto stagionale dopo quello della settimana scorsa contro la capolista Tortolini, in una partita comunque vinta dalla capolista. E ora il punto vincente di Alessio Caria, che mette il pallonetto giusto, 23-22. Ancora punto avanti per decimo.
con Alessio Caria che va in battuta. Allora, time out e noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Di nuovo alla palestra di Cagliari dell'Istituto Pertini, perché si gioca il punto del numero 24 per Decimo Mannu o 23 per Quartu. Il punteggio è 23-22, in battuta Decimo. Allora ci prova ancora con la schiacciata di Angius, c'è il tocco e il punto è il numero 23 che vale il pari per Quartu, l'ennesimo in questo secondo set. Si gioca punto a punto. Dal punto per Decimo a quello per Quartu per il 23 pari. Ora ci prova Cocco, niente da fare per lui, ma ce la fa invece Elia Frongia per il 24-23. Quindi secondo set point del match, il primo nel primo set subito vincente per Decimo, il secondo adesso 24-23 in battuta. Ancora trattiene bene la difesa questa volta Angius in schiacciata, efficace il tentativo della difesa e poi di nuovo la difesa di Decimo a salvare per la seconda volta. Nuovo attacco Sanna, sempre l'asse con Angius, questa volta è vincente. Al secondo tentativo Angius trova il buco nel terreno dove non ci possono arrivare le mani dei giocatori di Decimo e quindi 24 pari. Si allunga questo secondo set, non molla a Sandalion che vuole restare in partita. 1-0 il computo dei set finora a vantaggio degli ospiti. In battuta Francesco Cocco, anche lui subentrato insieme ad Antonio Magia in questo secondo set per la Sandalion. Va lui in battuta Cocco, tiene Nocco, poi Meloni prova il tentativo giusto. Decimo torna avanti 25-24 per gli ospiti. Nuovo set point con la battuta di Elia Frongia. Ritorna in campo Caredda per Cocco. Per giocarsi questo punto importante per Quartu, perché c'è set point Decimo. Lungo è proprio Caredda a controllare, Sanna la mette dall'altra parte per Tacori, però per gli arbitri il punto va a Decimo, sbaglia Tacori e quindi 26-24 il secondo set, ancora per Decimo che va sul 2-0, allunga e prova al terzo set a provare a portarsi a casa la partita, ovviamente con Quartu che cercherà di allungarla per il recupero. Ci fermiamo ancora qualche istante e poi torneremo di nuovo qui da Cagliari per Sandalion Quartu, Decimo Mannu.
leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app e adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Ben ritrovati dalla palestra di Cagliari dove ci sono in campo Sandalion Quartu e Pallavolo Decimo Mannu. La partita è la sesta del campionato di Serie C1 di volley maschile, con la squadra di casa del Sandalion che sta perdendo di 2 set in questo match, 25-22, 26-24, i 2 primi parziali da parte di Decimo Mannu, che si è riuscita a portare a casa i primi 2 set. Ancora indietro Quartu che prova a riprendere il filo del campionato. Qua soltanto al momento 1 il set portato a casa dai giocatori di casa, che vanno sotto con il primo punto di afflitto per Decimo Mannu, 1-0 in questo terzo set. Però la partita è stata davvero combattuta in questi primi 2 set, soprattutto il secondo, con Quartu che se l'è giocata punto a punto, finita solo 26-24 per Decimo, che ha dovuto combattere tanto contro il tentativo di Quartu di restare nel match. E qua va a segno Angius con la sua schiacciata in diagonale per l'1-1 in questo terzo set. Ancora battuta Quartu, va Taccori lungo, la tiene lì, prova il primo tempo Caria, buona la difesa di Quartu con la schiacciata vincente per Angius e il punto numero 2 per i padroni di casa. E ancora Taccori in battuta, Taccori per la sua battuta al salto, buona la ricezione, il palleggio per il tentativo di Littera, ben murato da Sanna, e poi il pallone, un errore qua in battuta per Quartu, che dà la possibilità di trovare il punto per Decimo. Azione un po' confusa, però poi alla fine il pallone va a segno per Decimo, che fa 2 pari e manda in battuta afflitto. Battuta però sbagliata, punto numero 3 per Quartu, 3-2 il punteggio. Va Antonio Magia adesso a battere
La tiene per il primo tempo di Alessio Caria, primo tempo vincente, punto numero 3 per Decimo. Alessio Caria ha trovato il primo tempo giusto. Va proprio Alessio Caria in battuta sul 3 pari, numero 31 di Decimo. La tiene lì Musiu, prova lui a toccarla, però c'è l'infrazione e quindi il punto numero 4 per Decimo Mannu, sempre Caria in battuta. Va Sanna, sceglie ancora Angius, la deviazione della difesa di Decimo, che però non tiene lì, e quindi punto numero 4 questa volta per Quartu, e in battuta va proprio Angius. 4 pari. Numero 5 Angius in diagonale. Meloni sceglie il tentativo vincente di Cassaro, non riesce a tenere il pallone alla difesa di Quartu, quindi 5-4 Decimo. La battuta sarà sulle mani di Littera. Va sempre al salto Littera, potente con l'aiuto del nastro, niente da fare per la difesa di Musiu. Era difficile riuscire a tenere questo pallone leggermente sporcato dal nastro. Comunque sempre efficace in questo match la battuta di Littera. Va sempre lui, è sempre al salto. Questa volta però dritto a rete, 6-5 con Quartu che va in battuta con Cocco. Il giovane numero 34 non trova però l'angolo del campo e quindi palla fuori. E punto numero 7 per Decimo. Alla battuta Cassaro. Parte adesso Cassaro con la sua battuta al salto, la tiene Cocco, prova Sanna per il diagonale di Angius, bella deviazione con Littera che la mette dall'altra parte, nuova opportunità, primo tempo per Staffa, ben difeso da Decimo che ha la sua opportunità, questa volta però non può attaccare, allora prova Sanna a scegliere dalla parte opposta Taccori, buona la difesa e poi non riesce a tenerla per un nuovo attacco Quartu e quindi il punto va a finire a Decimo che allunga ancora e dalla nuova opportunità in battuta Cassaro, la tiene Musiu, Sanna sceglie ancora Taccori in diagonale, troppo esterno il diagonale del numero 10 di Quartu e quindi nono punto per Decimo che allunga, ancora Cassaro in battuta, Sanna questa volta prova da solo e proprio lui va a mettere il punto numero 6 con Quartu che prova a ricucire il
piccolo parziale dei 3 punti di seguito di Decimo con Cassaro in battuta. Adesso è Staffa che però sbaglia la sua di battuta e concede il punto numero 10 a Decimo. Decimo Mannu in vantaggio anche nei set, il primo 25-22, il secondo 26-24. In battuta va Stefano Caria, la tiene Cocco, può alzarla Musiu per il tentativo di Taccori, un tentativo vincente. 10-7, sfruttato il tocco della difesa. Nuova battuta per Sanna, la tiene il Decimo e poi sbaglia tutto, afflitto, va a rete. Punto numero 8 per Quartu. 2 le lunghezze da recuperare per i padroni di casa e ancora Sanna in battuta. Con il cambio fuori Taccori rientra Caredda. Il numero 2 della Sandalion con Sanna in battuta ancora. Prova il primo tempo Caria, viene tenuto dall'ottimo Muro, ancora al doppio Muro che riesce a reggere un primo tentativo, poi il secondo sul pallonetto di Decimo non va e quindi punto per gli ospiti. 11-8 e in battuta il palleggiatore Meloni. Si prepara la battuta il numero 5 della squadra ospite. La piazza, bene, non si capiscono Musiu e Cocco. 12° punto quindi per Decimo, sempre in battuta Meloni, ma c'è il time out chiesto dall'allenatore della Sandalion e quindi ci lasciamo per qualche istante. (12 a 8), terzo set, la battuta di nuovo per Decimo Mannu e ancora in battuta il palleggiatore ospite Meloni. Va lui su Cocco che questa volta la tiene Sanna, prova ad alzarla per la schiacciata di Angius, bella la tenuta da parte della difesa di Decimo, ancora Sanna, ancora per Angius, questa volta però non si capiscono i due, ma c'è l'infrazione comunque di Decimo che regala il punto numero 9 a Quartu. Non stava andando a segno la giocata sull'asse Sanna Angius, alzata un po' troppo alta per il numero 5. È servita un'infrazione di Decimo Mannu per consegnare il punto numero 9 alla Sandalion con Caredda in battuta. La tiene la difesa, Meloni sceglie Littera, Muro perfetto questa volta di Quartu, ottimo il tocco di Cocco che fa il punto numero 10 per Quartu.
12-10, ancora in battuta Caredda. Potente il tentativo e poi perfetto anche il tocco di Alessio Caria per il 13-10. E la battuta per Afflitto, la tiene Musiu, Sanna sceglie Cocco, perfetto il suo tocco. Altro punto per lui dopo il muro vincente, 11-13, sempre in vantaggio Decimo, ma accorcia Quartu che manda in battuta Antonio Magia. Buona la sua battuta, prova invece la schiacciata potente Cassaro, la tiene per la prima volta la difesa di Quartu, secondo tentativo troppo leggero, allora Sanna prova il primo tempo che viene bloccato, si allunga lo scambio con Angius, potente ma viene salvato dalla difesa di Decimo. Nuovo attacco, ancora Sanna per Angius e questa volta il numero 5 non sbaglia, 13-12. A dire ancora una volta che Quartu c'è, come nel secondo set si deve giocare punto a punto, perché per Decimo non può essere troppo facile oggi, e anzi Quartu si sta giocando tutte le sue chance, andando di nuovo in battuta Antonio Magia. 13-12 ancora per Decimo. Meloni con Cassaro che viene stoppato ancora una volta dal muro vincente, ancora di Cocco. 13 pari. Ottimo anche questo momento del numero 13. Ancora un time out e allora ancora una piccola pausa per noi. Pari al terzo set tra Sandalion Quartu e Pallavolo Decimo Mannu. Questa partita di Serie C del campionato maschile girone C1 con la battuta ancora per Antonio Magia. Buono il recupero di Quartu in questo terzo set dopo un parziale a lungo di Decimo. Qua però la battuta è troppo esterna e quindi torna avanti Decimo Mannu, 13 Quartu, 14 Decimo, in battuta Alessio Caria. Difesa di Caredda, Sanna sceglie sempre Angius, il diagonale questa volta non va bene, resta dietro il pallone e quindi 15-13 per Decimo Mannu. Sempre Caria in battuta. Battuta che va a rete e quindi 14-15 con Angius in battuta e Quartu a provare a rosicchiare un altro punto per cercare il pareggio. A piazza Angius, Meloni prova con Nellitera, questa volta viene murato, muro efficace ancora una volta tra Cocco e Staffa. 15 pari. Rosicchia tutto il vantaggio Quartu e quindi
si riparte, 15 pari. Meloni prova Cassaro ma sbaglia l'alzata e quindi il punto numero 16 per i padroni di casa. 16-15, ritorna avanti Quartu. In battuta sempre Angius. Cassaro non tiene il pallone, non riesce a salvarlo nemmeno Stefano Caria, quindi 17-15 per Quartu. Cambio, esce Cassaro, entra di nuovo Elia Frongia. Sempre Angius in battuta, cambia lato per provare a mischiare le carte per la difesa di Decimo. Battuta perfetta del numero 5 di Quartu, che trova la battuta vincente per il punto numero 18, 18-15. E allora c'è un altro time out perché Decimo decide di parlarci su dopo aver perso tutto il vantaggio iniziale con l'allungo che sembrava potesse essere quello decisivo, invece poi Quartu ha mantenuto le sue forze e ha provato a recuperare fino al sorpasso. 18-15 con le due squadre che si stanno fronteggiando per la sesta partita del campionato, anche se finora per la Sandalion Quartu sono solo 3 quelle giocate, oggi è la quarta con 2 match da recuperare. Un avvio un po' difficoltoso in questa stagione. Nel frattempo un cambio, esce per Decimo Mannu il numero 23 Littera, entra in campo Nicola Schirru con Angius sempre in battuta. 18-15, terzo set. Buona anche questa battuta, Salvanocco. Palla contesa, questa volta cade nel campo di Decimo. Nuovo attacco per il schiacciata vincente di Staffa. 19-15. Ancora un punto per Quartu. E ancora Angius in battuta. Buono sempre su Noco che la tiene, poi la schiacciata vincente di Caria e quindi il punto numero 16 per Decimo Mannu. 3 le lunghezze da recuperare per Decimo, 3 quelle da difendere per Quartu. Va Schirru in battuta, Musiu, va Caredda per il tentativo vincente di Francesco Cocco. E in palla il numero 34 della squadra di casa. 20-16. Sta facendo vedere tutto il suo repertorio Francesco Cocco. Punti a muro. Adesso anche in schiacciata, sempre lui in battuta. Buona perché dà l'opportunità alla sua squadra di attaccare. E poi c'è un fallo da parte del numero 4 Schirru e quindi punto numero 21 per Quartu. E ancora Cocco in battuta. Meloni la salva per un attimo, ma non la seconda volta, con Staffa che la mette giù. 22-16. Sembra un po' aver mollato Decimo Mannu, almeno mentalmente, in questo terzo set, con l'allungo adesso di Quartu. 22-16 e ancora Cocco in battuta.
Meloni per Elia Frongia, salvato il suo tentativo, poi Caredda, bloccato anche lui, nuovo tentativo per Frongia, il terzo sempre salvato da Cocco, Vangius bloccato anche lui, lo scambio si è allungato, però poi non è riuscito Quartu con il tocco di Sanna, il pallone che va giù fuori per il punto numero 17 di Decimo Mannu. Elia Frongia in battuta, prova lui. Tiene la difesa, Caredda non può schiacciare, la rimette dall'altra parte, Meloni prova per Caria, fermato anche lui, poi Caredda tiene la difesa fino all'intervento di Afflitto che mette a terra il punto numero 18, 22-18. Quartu sempre avanti, ma di nuovo in battuta Elia Frongia, la tiene Musiu, Sanna sceglie Caredda, il suo diagonale va a rete e quindi 22-19. Piccolo break del Decimo Mannu con la battuta di Elia Frongia. Terzo punto consecutivo con Frongia in battuta. Sanna per Caredda, il muro che non regge e quindi punto Quartu, 23-19. Con Quartu che ha l'opportunità con Lorenzo Staffa in battuta. Meloni prova il diagonale Schirru tenuta dalla difesa, Caredda la rimette dall'altra parte, ancora Meloni a scegliere il diagonale di Afflitto che mette dentro il punto numero 20, 23-20. In battuta Stefano Caria. La tiene Cocco, poi ci arriva Caredda, deve buttarla dietro Angius, il pallone è troppo lungo. Qua un attacco un po' sbagliato da parte di Quartu e quindi punto numero 21 per Decimo. Aumenta il parziale, esce Caredda, ritorna in campo Taccori. In battuta c'è sempre Stefano Caria. Cocco la tiene, Sanna sceglie proprio il neoentrato Taccori, la sporca il muro. Meloni dà ancora per Afflitto, questa volta il muro è di magia, perfetto il suo muro, come il punto numero 24. Tre set point per Quartu, i primi della partita per la squadra di casa, dopo i primi due set in cui sono andati a segno entrambi per Decimo che se li è portati a casa. 25-22, 26-24 i primi due parziali. Adesso il set point di Quartu per cercare di ridurre le distanze. 24-21 in battuta Sanna, pallone troppo esterno e quindi 24-22.
In battuta Meloni per pallavolo Decimo Mannu, la tiene Cocco, Sanna sceglie Angius, la tiene il muro, pallone però non riesce a essere salvato e quindi il set se lo porta a casa a Sandalion Quartu, 25-22, 2-1, si riapre la partita e allora al cambio di campo in attesa del quarto set noi ci lasciamo per qualche istante. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. 3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua 4 ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Quarto set alla palestra Pertini di Cagliari tra Sandalion Quartu e Decimo Mannu per questo match intenso, 25-22, 26-24, i primi 2 set portati a casa dalla squadra ospite, poi 22-25 per Quartu per riaprire tutto il discorso nel match, allungare al quarto set. 2-1 il secondo set portato a casa in campionato da Quartu, che piano piano sta trovando i meccanismi e sta rodando in questo campionato così difficile per le tante partite da saltare per via, insomma, come tutti sappiamo, di questo anno così difficile per tutti. E allora c'è il primo punto, questa volta se lo porta a casa Decimo, 1-0 il primo punto di questo quarto set. In battuta va ancora Caria, ancora controlla male, questa volta è Cocco e quindi 2-0 per Decimo, sempre Stefano Caria in battuta. La tiene Cocco, Sanna per Tacori, questa volta il suo diagonale perfetto, non riesce a salvarlo proprio Caria. 2-1 quindi con la prima battuta del quarto set della Sandalion, con Leonardo Sanna in battuta, il palleggiatore della squadra di Lello Idili, con i suoi sotto 2-1 in questo quarto set. Un buon ritorno della Sandalion, che è riuscita a strappare il terzo set 25-22. Meloni prova a metterla per Caria, bene il primo muro, poi
il secondo tentativo, ancora controllato da Quartu, però poi c'è l'infrazione da parte dei padroni di casa. 3-1 quindi il punteggio, e Meloni l'altro palleggiatore, quello di Decimo Mannu, in battuta. La piazza ma troppo esterna e quindi 3-2 il punteggio. Ancora un errore in battuta per Decimo, con Taccori che ha a disposizione il suo turno di battuta sul 3-2 Decimo, quarto set. Taccori la controlla, Sanna prova a cercare il primo tempo di Magia, però non si capiscono e quindi il punto va a Decimo Mannu, 4-2. E la battuta per Afflitto, Federico Afflitto, il numero 30 della squadra ospite. La tiene Cocco, Sanna sceglie ancora Angius, il suo tentativo è troppo largo e quindi 5-2. È sempre in battuta Afflitto, sempre su Cocco, la tiene ancora una volta, è lui che è chiamato a rimetterla dall'altra parte. Nocco per il tentativo di Elia Schirru, Elia Frongia, e poi il tentativo di Cocco, di nuovo Nocco, non si capiscono Taccori e Sanna, e quindi il punto numero 6 con sempre Federico Afflitto in battuta. Terzo tentativo per lui, Taccori la controlla, Sanna sceglie ancora Angius, muro di Frongia, nuova opportunità con la schiacciata vincente di Nicola Schirru. 7-2 il punteggio. E allora, dopo 4 punti di seguito di Decimo, chiama il time out il coach della squadra di casa per cercare di recuperare il punteggio in questo quarto set. Quarto set, il secondo della squadra di Quartu, dopo quello della settimana scorsa contro la capolista Tortolì, anche lì finita al quarto set, però sconfitta per la squadra di Lello Idili contro la capolista Tortolì. Oggi ci riprova con Decimo, va Cocco in schiacciata, chiuso dal muro, ancora Sanna, questa volta non può schiacciare nel suo attacco Quartu, e poi il diagonale troppo alto di Schirru va fuori. 7-3, a segno Quartu, e in battuta Antonio Magia per provare a raddrizzare un terzo set iniziato non bene da parte dei padroni di casa. Meloni, il passaggio perfetto per Alessio Caria. 7-4, 8-3, scusate, con Decimo che allunga ancora. Nuova opportunità in battuta per Alessio Caria. La tiene Musiu, Sanna per Angius, niente da fare per il suo attacco. 9-3
Decimo Mannu, che in campionato ha vinto 2 partite, ne ha perso 3. Questa è la 6ª partita degli ospiti per cercare di pareggiare il computo vittorie e sconfitte. Tiene Frongia che riprova lui, Taccori la salva, Sanna per Cocco, il muro efficace, Meloni per il primo tempo di Stefano Caria, punto numero 10. Per Caria. Mentre Alessio Caria adesso è in battuta. Cocco, Sanna ancora per Angius, questa volta il muro di Stefano Caria non salva il tentativo di schiacciata di Angius, che fa 10-4 e va proprio lui, va Angius in battuta. La tiene afflitto, la prova a toccare piano 2 volte Schirru. C'è il tocco da parte di Decimo, gli arbitri danno il punto prima a quarto. Adesso i direttori di gara stanno parlando, evidentemente non era chiara la dinamica del punto. Vediamo cosa decideranno su questo punto e si ripete, quindi si resta sul 10-4 e quindi si deve ripetere tutto. Ancora Angius in battuta dunque. Nella difesa di afflitto Meloni per il tentativo di Nicola Schirru, che non va a segno, e quindi 10-5 e Angius ancora in battuta. Ma ancora Angius. Nocco la salva, poi Meloni prova il passaggio subito per Caria. Nuova opportunità per Decimo, che salva tutto. La grande difesa di Musiu. Nocco per Meloni. Il tentativo murato di quarto e poi non riesce a salvarla Cocco, e quindi il punto numero 11 per Decimo Mannu. In battuta Nicola Schirru. Taccori la prende, poi la possibilità per Cocco, che non può però attaccare come vorrebbe. Allora Meloni dà il pallone a Caria, poi non riescono a controllarla i giocatori di Decimo. Allora 11-6. Cocco in battuta. Nocco, la schiacciata controllata da Angius. Fallosa l'azione però di quarto. Invasione probabilmente di Sanna, e quindi 12-6. Nuova opportunità per Elia Frongia in battuta. Musiu, Sanna ancora per il tocco di Taccori, che riesce a trovare il varco giusto. 12-7.
Cambio per mister coach Lello Idili, esce il numero 8 Staffa e va in battuta numero 28 Piras. Emanuele Piras sul 12-7. Battuta al salto, bravo Nocco a tenerla lì, e poi con la deviazione del nastro l'attacco va fuori di Afflitto. 12-8, ancora un altro tentativo di Piras in battuta. Fa lui di nuovo al salto, la tiene Frongia, poi l'attacco ben difeso da Angius che riprova. Meloni, il tiro in schiacciata troppo largo di Schirru e quindi punto numero 9, 12-9. Parziale di 3-0 adesso per Quartu. Sempre Piras questa volta, troppo alta la sua battuta, non riesce a trovare il punto numero 10 e quindi il punto va a decimo ed è il numero 13, 13-9. Difesa la battuta da Cocco, prova San il tocco, si difende Quartu, poi c'è l'invasione forse con fallo fischiato a San. 14-9 quindi il punteggio sull'intervento arbitrale. Nuova battuta per Stefano Caria. Troppo lunga la battuta del numero 13 e quindi 14-10. Sempre in vantaggio Decimo Mannu in questo quarto set, 14-10, 2-1 il computo dei set totali. Va Sanna in battuta, controllato, poi Meloni, Afflitto non può schiacciare, allora Sanna sceglie Taccori per la schiacciata vincente, niente da fare la difesa di Nocco. 14-11. Time out chiesto dalle panchine e allora noi ci fermiamo per qualche istante per ritornare qui fra pochissimo. (14-11), quarto set con Decimo Mannu in vantaggio 2-1 e 14-11 al quarto, ma con la Sandalion in battuta va Sanna cercare di recuperare questo gap di 3 punti tra le due squadre. Bene il muro in un primo momento di Angius, seconda tentativo e secondo muro vincente per Quartu che fa 12, 14-12. E di nuovo Sanna in battuta, Taccori Magia a murare il tentativo di Decimo Mannu. La difende Nocco, il tentativo di Schirru, ancora Quartu con Angius che la mette giù, il numero 5 opposto di Quartu. 14-13, quasi recuperato tutto il gap di questo quarto set che era iniziato tutto di marca Decimo Mannu con l'allungo fino al 10-5 e poi pian piano il recupero
punto su punto. Di Quartu, adesso è Sanna che sceglie Taccori con il tiro lungolinea per il pareggio a 14, con Quartu che non muore mai, vuole esserci, vuole stare in partita, e allora Decimo Mannu chiede un altro time out per cercare di riordinare le idee, provare a rilanciarsi dopo un quarto set che era iniziato bene per loro, un primo parziale sul 10-3, poi pian piano il recupero di Quartu sino al 12-9, poi 14 pari, con gli uomini, i ragazzi di Lello Idili che si sono rimessi in partita dopo la vittoria del terzo set. Adesso anche in questo quarto set tutto in gioco, 14 pari, ancora Sanna in battuta. Meloni sceglie Afflito che sbaglia la sua schiacciata e quindi è sorpasso Quartu, 14-15. Cambio per Decimo Mannu, coach Caredda fa entrare ancora Sanna in battuta, sbaglia la difesa Frongia, 14-16. Quartu tiene, (14-16), ancora Sanna in battuta. Grande recupero di Quartu, questa volta però Sanna, dopo un ottimo parziale, 15-16, sbaglia la sua battuta, però ha fatto il suo nel suo turno di battuta, ha fatto recuperare tanti punti e ora va l'altro palleggiatore, questa volta quello di Decimo Mannu, Meloni, in battuta, la difende Musiu, ancora Sanna, sceglie Angius, il suo tentativo viene salvato da Nocco, ma c'è una nuova opportunità per Quartu, sempre Angius, caldo, ma è anche efficace la difesa di Decimo. Terzo tentativo, questa volta con magia, un attimo di incertezza per gli arbitri, invece il punto è tutto suo. 17-15 per Sandalion Quartu contro Decimo Mannu. E Taccori in battuta, difende Nocco, non riesce la schiacciata di Caria, ma non riesce nemmeno la difesa di Quartu, e quindi punto numero 16 per Decimo Mannu. 16-17, sempre in vantaggio Quartu. Musiu la difende, Sanna sceglie Angius che viene murato, Sanna la ributta dall'altra parte, Meloni prova a far schiacciare Nicola Schirru che va a segno. 17 pari. Altra opportunità in battuta per Cassaro. 17 pari, quarto set. Il ace di Cassaro, non si capiscono Cocco e Musiu. Hanno giudicato fuori la battuta di Cassaro, che invece è caduta in campo. 18-17. Nuovo sorpasso Decimo. Anche qui si va punto a punto. Di nuovo Cassaro, questa volta sbaglia tutto nella sua battuta. 18 pari. E nuovo turno in battuta
per Antonio Magia. La tiene Decimo, poi il primo tempo con Alessio Caria, chiedono un tocco della difesa. Ancora i due arbitri a parlare per capire se danno il tocco alla difesa di Quartu o danno il punto. Danno il punto a Quartu, il pallone è uscito senza il tocco e quindi 19-18 per la squadra di casa. E ancora Antonio Magia in battuta. C'era una timida protesta da parte di Elia Frongia in questa decisione arbitrale che resta 19-18 quindi per Quartu, con Magia in battuta. Però palla fuori, 19 pari, si gioca ancora punto a punto in questo set con Alessio Caria in battuta. Taccori la salva, Sanna sceglie ancora Angius, il diagonale salvato dalla ottima difesa di Decimo, ma ancora la possibilità sempre per Angius, chiamato ancora da Sanna, e ancora il punto del numero 5 di casa. 20-19 per Quartu. Angius torna in battuta. Il nastro la tocca e poi il muro non è vincente da parte di Piras. Il punto va a Decimo Mannu, 20 pari con Nicola Schirru in battuta. La salva Taccori, poi Sanna sbaglia l'alzata e quindi punto numero 21 per Decimo Mannu. Si fa rivedere Caredda, esce Cocco, che ha comunque fatto una grande partita dal secondo set in poi. Il giovane numero 34 di Quartu. Torna Caredda in campo, torna di nuovo in battuta Nicola Schirru. 21-20 per Decimo Mannu in questo quarto set. Taccori la difende, Sanna sceglie proprio Caredda, muro vincente del duo Meloni-Caria, Stefano Caria. 22-20 e Quartu decide di parlarci su per un time out e noi ci lasciamo per qualche istante. Ritornano in campo le due squadre dopo il time out chiesto da Lello Idili, coach della Sandalion Quartu, in questo quarto set contro Decimo Mannu. 22-20 con gli ospiti che vogliono avvicinarsi alla loro vittoria. Sono 2-1 i set. Qua Caredda riesce a salvare anche la difesa di Quartu, ma è l'opportunità per Frongia che viene comunque salvato. Caredda non lascia la palla chiamata da Sanna, sbaglia lui e quindi punto numero 23 per
Quartu, esce il 28 Piras, ritorna in campo Staffa, riesce di nuovo anche Carede, ritorna in campo anche Francesco Cocco per questo 23-20. 2 punti separano Decimo Mannu dalla sua vittoria, sarebbe la vittoria numero 3 in stagione, mentre Quartu vuole restare aggrappata al match con Taccori. Sanna sceglie proprio Cocco, la tocca in un primo momento la difesa di Decimo Mannu, poi però non riesce a salvare il pallone che cade in terra e concede il numero 21 a Quartu con il punteggio fermo sul 23-21 e Francesco Cocco va in battuta. Frongia prova il tocco, non riesce la difesa di Quartu a salvare, si lamenta il palleggiatore della Sandalion Quartu, San. Gli arbitri chiamano Taccori, cartellino per Leonardo San per le proteste in questa partita e regala il punto numero 24. Ingenuità qui del numero 17 che regala con questo fallo il match, perché poi gli costa i restanti punti e quindi con una ingenuità si chiude questo match 25-21, l'ultimo parziale. Comunque Quartu ha onorato il campo in un'altra partita di costruzione della squadra di casa della Sandalion. Invece Decimo Mannu si porta a casa la terza vittoria in campionato dopo quelle d'avvio di stagione contro Tortoli e proprio all'andata, proprio sempre con la Sandalion Quartu. Finisce così 3-1 con i parziali 25-22, 26-24 per Decimo Mannu, poi 25-22 di Quartu al terzo set e poi si chiude con il 25-21 il punteggio con il 3-1 di Decimo Mannu e la vittoria. Dal palazzetto della palestra di Pertini a Cagliari è tutto. 3-1 quindi per il Decimo Mannu. Da Matteo Piga e Enrico è tutto, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti voi.